La legge sull'aborto compie 40 anni nelle strutture pubbliche, il 70% dei medici è obiettore di coscienza. Carlotta Manno. Prima l'Unione Sovietica, 1919, poi l'Islanda, 1935, la Svezia nel 1938, i primi paesi a disciplinare l'aborto. Anni dopo fece clamore l'americana Norma McCorvey, la prima donna a vincere una causa per affermare il diritto a interrompere la gravidanza. In Italia nel 1975 una sentenza della Corte Costituzionale stabilisce che ricorrere all'aborto è conforme al diritto nei casi indicati dalla legge. La svolta nel 1978 a maggio con la legge 194 che oggi compie 40 anni, poi il referendum. Iniziative in tutto il mondo per ribadire che la maternità è una scelta, qui siamo a Roma. Noi stiamo di nuovo in piazza dopo 40 anni per rivendicarci principalmente non solo una legge, ma la nostra libertà di scelta. E questa è Genova. Pensiamo che tutti i diritti debbano essere rispettati e il diritto della donna a non essere violata nella sua libertà è fondamentale per noi. A Milano manifestazione in Piazza Duomo. In Lombardia 6 strutture pubbliche su 63, quindi una su 10, hanno l'obiezione di coscienza di struttura, vuol dire che bacini di decine di migliaia di persone non hanno in quella sede una risposta. In 40 anni molto è cambiato, azzerato l'aborto clandestino e si è passati da 250.000 casi all'anno nell'82 agli 85.000 di oggi. A cambiare la situazione, dicono le associazioni del settore, anche l'introduzione della pillola del giorno dopo, la RU 486. La criticità maggiore resta il numero dei medici obiettori di coscienza, in costante aumento soprattutto al sud, dove sono l'83,5%.